Siamo qui in compagnia di Don Roberto Paternò Castello, principe di Biscari, e siamo qui nell'ala della sua splendida dimora, Palazzotto Biscari alla Collegiata, in cui lui incontra tantissimi turisti e tra una chiacchiera e l'altra fa degustare l'ottimo olio che produce la sua azienda agricola. Principe, so che lei è un fermo sostenitore del fatto che in Sicilia si nascondano varie Sicilie. Lei sostiene che sia un continente ancora tutto da esplorare. La Sicilia è un continente. Per primi i greci trovarono questo grande territorio, enorme territorio pieno di boschi, meravigliosamente verde. Dai greci poi venne la grandezza anche di Siracusa, che diventò capitale dell'impero, prima ancora di Roma. Noi abbiamo subito tantissime dominazioni, non abbiamo una storia che ci siamo costruiti da soli, l'abbiamo subita la storia. Però questo ci ha resi diversi, ci ha resi un territorio a parte, appunto un continente, in cui c'è un oriente, un occidente, un nord e un sud. Naturalmente nella parte occidentale c'è stato sempre la capitale del regno, Palermo. Qui eravamo ai confini del regno, abbiamo una mentalità diversa, siamo stati forse più liberi e questo ci ha resi più commercialmente abili. Il porto di Catania è stato sempre il porto che ha ricevuto i trasporti più importanti, che risalendo poi l'Adriatico portavano le merci alle Venezie, al centro d'Europa, e si fermavano a Catania perché il porto di Catania si vede da tutto il Mediterraneo, l'Etna è un faro splendido. Adesso la Sicilia va visitata da tutti perché territorialmente è interessante. Prima bisognerebbe leggersi la sua storia e poi visitarla con lo spirito di chi viene a scoprire che cosa è successo. La Sicilia occidentale è diversa da quella orientale, il nord dell'isola è diverso da quello del sud, il sud è Africa con i suoi territori così chiari, mentre il nord è diverso, queste colline piene di verde che scendono a mare come delle quinte di un teatro e tu ti ritrovi seduto su una spiaggia a guardare questo orizzonte chiuso dalle isole che si intravedono, mentre al sud la Sicilia è molto più larga, spaziosa, aperta, c'è questo mare assolutamente limpido, trasparente. E invece la parte est, cioè Catania, ha la sua spiaggia di scogli neri, violentemente scagliati al mare dal vulcano. Venite a vedere la Sicilia perché veramente vi rimarrà nel cuore, come è rimasta nel cuore di tanti, come ci hanno raccontato Sciascia, Bufalino, ma anche scrittori come Edmondo De Amicis, con la sua introspezione ha visto questo spirito siciliano. Venite a trovarci perché noi vi accogliamo. Ringraziamo il principe di Biscari, Don Roberto Paternò Castello. Da Silvia Ventimiglia è tutto, l'appuntamento è alla prossima.